Una tappa fondamentale del percorso verso Go 2025. Oggi alla stazione di Gorizia è stato inaugurato il primo dei treni blues della regione Friuli Venezia Giulia con la livrea Go 2025, come vedete alle mie spalle. Un momento molto importante che ha visto la collaborazione tra il comune di Gorizia e di Nuova Gorizia e Ferrovie dello Stato e la regione Friuli Venezia Giulia per un progetto che è internazionale perché girerà per tutta la regione e questo treno anche andrà oltre confine quando a tempi brevi si potrà andare da Gorizia a Nuova Gorizia in treno. Faccio una cosa, e di serio, perché io scherzato io dico sempre che ormai tutti gli interventi della Guardia che facciamo Gorizia bis e ben insieme, anche perché questo treno sarà capace di andare a Gorizia. Ne pochi sanno, i goriziani forse sì, gli altri no, pochi sanno che da decenni oramai non c'è un treno, sembrerà assurdo, e collega la stazione di Gorizia con la stazione di Nuova Gorizia. Oggi un turista, un pendolare deve scendere qui, prendere l'autobus, andare in piazza della Casalpina e prendere. Perciò è un grande risultato non soltanto in termini di pace, un grande risultato in termini di servizi. Ragazzi, anche perché devo dire davvero grazie immenso naturalmente a Trenitalia. E pensate che nella pubblica amministrazione si dice, vabbè, dal momento in cui uno promette al momento in cui realizza, innanzitutto chissà se lo faranno e quanto tempo ci impiegheranno. Ci siamo visti pochi mesi fa, Presidente, con l'amministratore delegato, grande cameriere che adesso hai fatto un upgrade, altre varie, e in quel momento ci ha detto, va bene Sindaco, promesso che io facciamo. Io pensavo, capisco, i tempi sono lunghi, capisco la buona volontà, non ho condiviso con voi questa mia sensazione. In realtà siete stati bravi, eccezionali, bravissimi, come brava è l'Italia, come brava è oggi. È un grazie immenso alla Regione, ringrazio oltre che all'assessore, ai dirigenti, agli funzionari, perché senza la Regione, io dico sempre, questo è un contesto collaterale. Certo, questo si fa anche per la capitale europea della cultura, il collegamento fra Gorizia e Gorizia. Oltre, se non ci fosse stata una regione e l'assessore Anna Grande è senza ombra di dubbio uno degli assessori in assoluto più vicini alla città di Gorizia, noi non saremmo riusciti quasi certamente a intercettare la candidatura. La regione è stata al nostro fianco sin dal primo passo, perciò è stata non importante, determinante. Grazie agli amici di Nuova Gorizia, al neo vice sindaco Bob Zuban di Nuova Gorizia, si da 2 mesi e da due mesi parla anche, ovvio, se voi parlate bene, oltre che sloveno, ovviamente inglese, italiano. Io faccio finta di parlare bene, vero che parlo fluentemente il vostro sloveno, vero? Grazie. Per me, come dire, mi ci perché piccole cose. Poi abbiamo un sindaco, se tu non andate, sapete non capitare un sindaco sincero, perché non candida io no, è elevato grazie perciò. Grazie per questo straordinario risposto. Non dirò altro anche perché parleranno loro. Questo è un punto di arrivo, è un punto di partenza grande, importante, straordinario punto di partenza, perché c'è una partecipazione oltre nata grazie alle amicizie, grazie alla presa di coscienza in Italia della realtà che è in Gorizia, di quella che sarà la capitale europea. Questa apertura sarà un richiede da visita straordinario, eccezionale, perché sentirà peraltro anche a quelli, gli auguro meno, che ancora non sanno che Gorizia e Nuova Gorizia sono capitale europea della cultura,
più o meno si chiederanno, ma cos'è questo logo? Perché? E allora sarà, voi chiamate il sindaco, mi lasciate il vostro numero di telefono cellulare e ci penso io poi resto il tirare. Abbiamo i bei dopo. Grazie non avete fatto di voi, grazie anche ai vostri collaboratori, grazie anche alle figlie che ci ospita, perché si ti dedica con il capo in strumenti della produzione nazionale. La ringrazio, scherzavo prima di sempre, Sua Eccellenza perché non so essere chiamato Sua Eccellenza, ma gli amici servono a prendere a fare i rispetti e perciò il gran maestro di cerimonia mi dirà a chi passo io più probabilmente della passata e della istituzione per le cose di leggo di una verganza. Allora, detto di se non the civil cell Sudanes project tuger that been misful da po up to legal least or knox station no to go open and vice was over in no kart in order to reach the mama se all the qual or whatever any list da or today that of where those various other virtual primos down that what I said that in the answer was down was the event that disable the I understand in what me that I don't care because the so to pretty offenda o a me school con paesa when men eating all of it in so abbiamo volta conseguiu se dopo the calendar dopo lì capo do windows and territori io davo potem scopa da sterne detto steri milioni scoval so poteva si scegliuo che avevo scali da traie uscivano le robotti tanto scopa e se da vado di altro spindo fuori organizzare per da qua lì fa usem in realtà da io tutti en canche en miracle en canche cosa io sega grazie scoop na belvaia tu kai cesne o me isveda prezent camera sedi de nas comparables in obremo posso cartis left war al pite studio stalin Tasmania mesto Europe the golden sondadas in the together was the popo straving in the longe chilin se logo the cool aqua droomings that they're looking that's what was prendere bo they've got the boat can don't for it e the kayak boss legamarza as the needed for the pilot level so what to the go ave and ask is that tomo roju even young double send up a double deals the knowledge book was more danes to go down and I'm the person to product is panos will that be ready is a potera compara being on box to the better this if that's all excellent those are all these no probably as it did on the state of it for the pilot level so Okay, I'm going to get it. Intanto volevo ringraziarvi per avervi passato e parlato. No, but what is? I'll stay back in there. Ceased to life. We got to be the ship on what action basically. Io però vi ringrazio per avervi passato e parlato. Questo è stato rito. In questo momento in cui apriamo pure ufficialmente e questo è importante momento di presentazione del treno con il logo della capitale europea della cultura. A Nova Gorica facciamo un stile che è un allestito in modo analogo con lo stesso logotipo. Questo logo cercherà di essere più visibili proprio per quanto riguarda le reti che verranno organizzate il prossimo anno, ma renderà più visibile sicuramente anche il nostro territorio. E quindi sottolineerà l'importanza della connessione della cooperazione tra Gorizia e Nova Gorica. Infatti è importante proprio per tutti gli impatti positivi che avrà sul nostro territorio e soprattutto sui 3 milioni di visitatori che ci attendiamo che vengono verso i quali che vogliamo rimangano qui. E questo è uno dei tanti elementi importanti che sottolinea l'importanza appunto dell'amicizia che ci lega ed è soltanto una tessera del grande mosaico a testimonianza di tutto quanto sta
accade solo in questo periodo, proprio prima dell'apertura ufficiale della Capitale Europea della Cultura, che sarà l'8 marzo, l'8 febbraio del 2025. Come ho detto prima, in questo momento importante dobbiamo dare esempio anche alle altre città che si stanno approcciando alla nostra stessa esperienza. Volevo qui ringraziare anche la rivista Collegato del Ferrovie dello Stato perché appunto ha permesso questo importante momento. Ringrazio tutte le autorità della regione Foggiano e il sindaco che appunto ci ha sostenuto fino adesso. Ringrazio nuovamente per la vostra attenzione e auguro a tutti noi buone settimane. Posso fare il sindaco da Belina, perché questa è Gorizia che si merita, il sindaco Belina. Ringrazio ovviamente anche per ringraziare tutta la mia giunta. Dopo 7 anni che sono sindaco, mai è accaduto che un evento abbia tutta la giunta presente. Un ringraziamento affettuoso al presidente, grande presidente del CECT, per petizione, ho visto il vice direttore, altri collaboratori, perciò vi invito a chi passo, io assai volentieri. Io fare coesione, vicinanza e forza di volta verso il prossimo anno in prossimi mesi che avremo. Ho preso uno dei nostri ieri per il spada abbiamo terrorizzato il trasporto regionale e vi dirò parlare di segretario di Tresordi per l'Italia, Luigi Corradi. Bene, dopo tutti questi ringraziamenti devo ringraziare io. E ringrazio veramente entrambi i sindaci perché è un'emozione, un'occasione bellissima per l'Italia essere qui e unire con il treno in un momento particolare perché sarà il 2025 un anno speciale non solo per voi, per l'Italia, proprio perché andiamo a unire non solo due città ma 2 stati. E farlo in treno è bellissimo, avere la possibilità di avere un treno, vi assicuro che i treni che passano in confini sono una delle cose più difficili da fare e farlo con un treno così è veramente bello, per me è molto emozionante, ma devo dire una cosa, non c'è alternativa, cioè quando si è per Bruno Tovani non è insieme a Peperina scoppiare una bomba, cioè non è che avrà la possibilità di dire di no o di metterci un mese di più, assolutamente impossibile. Quindi ma questo lo dico veramente con il cuore perché sicuramente la vostra forza, la vostra voglia di fare queste cose che, ripeto, sembrano semplici ma non sono semplici. In più devo anch'io ringraziare la regione perché quello che vediamo qui è un pezzo anche di tutto quello che stiamo facendo insieme alla regione Friuli Venezia Giulia per migliorare il trasporto. Vi assicuro che di nuovo è uno sforzo importante e non è Trenitalia che lo fa, non sarebbe in grado Trenitalia nella storia di fare qualcosa di questo genere, così fa il siero. E qui abbiamo trovato, ci siamo trovati, diciamo, tra Trenitalia e la regione molto bene. Delle persone che ci aiutano, delle persone che hanno gli stessi obiettivi di priorità, poi dove cercare di migliorare sempre di più il servizio regionale. In nome che stanno dandoci ragione, le persone sono più contente, ci saranno più treni che circolano. Questo è uno dei 9 plus che girerà di Friuli Venezia Giulia, quindi diremo sempre di più. Poi sono un ingegnere, 2 parole, ma poi non voglio rubare troppo tempo su questo. Questo che abbiamo dietro, credete, in un treno gestionale, non solo per questa bellissima linea che farà conoscere le attività, per caso non lo sapesse, come diceva il sindaco, la Gorizia è una Gorizia come capitale della cultura, mentre tecnicamente molto innovativo, considerato, poi possiamo entrare anche a guardare quanto nuovo tempo, è una parte tecnica speciale, 3 sistemi di produzione. Questo che può andare più pantofolo, quindi elettrico, emissioni zero, può andare diesel dove la linea certificata e qui c'è questo, ma può andare in avanti. Questo permette per esempio di entrare in una stazione, di spendere il diesel, non fare un ore di inquinare dove c'è persone.
Ecco, vi assicuro che si sta andando di treni drone, questo c'è. Questo è il primo treno che ha i 3 sistemi tutti insieme. Quindi, insomma, grazie di nuovo anche al fatto che la Regione Sacramento ci ha permesso di portare fra le prime regioni d'Italia questo treno in iniziativa. Vi fanno che le cose da dire sarebbero veramente tante, ma vorrei che aveste tempo anche voi per salire sul treno. Quindi grazie a tutti e di nuovo grazie a voi. Grazie. Dicono a Sacramento, conversazione essenziale per poter stato a è stata una gran città, e riuscire a portare in questo pagamento a fare le storie di Io vi volevo dare una carta, perché l'ingegner Corabi ha detto che anche sì, hanno parlato di tempi di rispetto, ma il tempo questo, qui si febbraio 2004. Oggi siamo al 3 luglio del 2024. Questo periodo e non è temporato da fare. Abbiamo costruito questa qualità e io continuo a dire che se le cose sono da fare si cambiano, a prescindere da che c'è da fare. E onorare da ex consigliere di amministrazione di Trenitalia, io vorrei ringraziare di cuore quello che ha fatto l'ingegnere Corabi, perché anche un coprodotto così confezionato scopre una miriade di passaggi dove non potete immaginare. Quindi grazie anche a un saluto all'ingegnere Zappuriano e ai ingegneri che sono fatti in guarda. E noi non ci torniamo qua perché andiamo ai dopo. Noi sappiamo di gestire altre cose sul piatto di Gorizia ben 5 che il sindaco qui abbiamo andato per essere di Stato e di fare anche se io sono più l'incendiato per l'Italia. Florence. Presidente Pedro Velasco, abbiamo avviato assessore di infrastrutture che ricordo di Stina, perché that was also with the APEC, because like I said, surgery. E le sono state stimate anche assessore per essere proprio per loro la Tiene più di noi insieme. Grazie, davvero l'onore è portare i saluti dagli Presidente Massimiliano Sevilla e più quanto anche personalmente io sono goriziana di origine e quindi per me è proprio la mia città, sono orgogliosa di essere qui che è appunto il tassello fondamentale per il oggi, ma come già stato annunciato ci saranno tanti altri che diciamo da qui alla famosa data lotta sotterranea, insomma, ti annunceranno una serie di iniziative che si poi caratterizzeranno tutta la capitale della cultura. La regione Friuli-Venezia che ha cambiato moltissimo, è stato detto, e ci crede in maniera molto importante alla capitale della cultura per la nuova politica e la Gorizia, e ha voluto costruire insieme appunto ai quei comuni, al GECT e a tutti i protagonisti un progetto che si basa proprio sul tuo sfide. Il consiglio nell'evento cambia di questa capitale c'è la politica, utilizzare l'evento che è stato televisivo per creare inclusione. Di questo obiettivo culturale grandissimo lo dobbiamo declinare attraverso tante iniziative. Io sono assessore ai trasporti, insieme al direttore e al direttore Boni stiamo costruendo, grazie al gruppo Ferrovie dello Stato e le sue società, il progetto che speriamo stupirà con effetti speciali, ovviamente non ve lo annuncio, però le decisioni sono corte su questo profilo. I treni cause sono state fortemente voluti dalla regione che si innalzi insieme al Ministero del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, proprio perché hanno le caratteristiche che sono state da inserire ben declinate, proprio perché viene dall'elettricità che ne abbiamo, la famosa fretta di Gorizia, anche qui grazie al lavoro anche con Eversea stiamo risolvendo un problema che sarà più legato al trasporto delle merci che dei passeggeri, ma anche lì sarà un ulteriore confine che verrà abbattuto. Ecco, quindi il ringraziamento chiaramente anche alla pandemia e perché il lavoro è stato di squadra, noi continuamente, noi non facciamo solamente ovviamente la parte finanziaria che è fondamentale, ma
la facciamo molto volentieri, ma anche quell'appunto di lavorare con le idee e riuscire a tradurre affinché questo territorio che ha vissuto a causa del confine un periodo anche di depressione economica possa essere invece, attraverso proprio lo stesso confine volano, di trasformazione eccezionale. E quindi questo è l'augurio che io faccio ovviamente a un territorio che amo, alle squadre che ovviamente continuano a lavorare per il prossimo fruttamento. Grazie ancora. Grazie, sì, ma noi abbiamo una tradizione che c'è a volte inoltre a presentare un nuovo europeo. Bisogna pagare il biglietto per salire, l'avete detto, vero? Anche qui è una tradizione. I passi down, qualche momento le promette alla stampa di voler fare una cosa in piccole istituzioni, dopodiché lasciate andare a sentire fino a assai la serva, servono Qua. Qua. Questo si sa oggi. Non vi do più sapere che è più là, più beato di teatro why? How much see you see this? It's an option. It's everything. They say it. Hey man, Wat de duty has got that? the rights. What? Voilà. Quella di oggi perché si inaugura il treno con la livrea Go 2025. Grazie grandissimo ovviamente a Trenitalia, all'amministrazione regionale che hanno consentito di ottenere questo risultato. Un treno peraltro che da Gorizia arriverà sino a Nuova Gorizia dopo decenni e decenni in cui questo servizio era stato interrotto. Uno strumento eccezionale per promuovere il territorio e promuovere il nostro evento in Italia e anche all'estero. Sua bene all'estero. Sottolineo la rapidità con cui è stata fatta questa operazione e si vede ancora 15 febbraio 2024, 3 luglio 2024, a significare che le cose si possano fare e grazie veramente a un'amministrazione straordinaria come quella di Trenitalia. La regione fa parte della squadra, ho voluto ovviamente finanziare sia l'acquisto dei treni che sostenere ovviamente anche i costi della livrea, perché è fondamentale ovviamente diffondere quanto più possibile il messaggio, soprattutto in un treno fortemente ecologico come questo che incentiva, e i numeri ci danno ragione, lo dicevamo prima, per l'utilizzo proprio di questo metodo di mobilità. Però immagino è bellissimo essere qua e essere qua tutti insieme, perché realmente questo progetto, se l'abbiamo realizzato in tempi così brevi, è grazie alla collaborazione e alla forza del sindaco che ci ha spinto in questo, di Caterina Belletti che all'interno del nostro consiglio di amministrazione ha spinto altrettanto, ma poi della regione che sicuramente oltre ad averlo finanziato lo ha voluto fortemente, quindi bello perché abbiamo lavorato benissimo tutti insieme. Možemo v slovenščini, tako da bi se zahvalil vsem kolegom tukaj, ki so prisotni. Želim jim uspešno promocijo našega skupnega projekta in vesel sem, da sodelujemo v Novi Gorici. Imamo že vagon s takim napisom, tako da sem vesel, da imamo tudi tukaj. Sono felice che sono qua con i miei amici e colleghi da Gorizia. A Nuova Gorizia abbiamo già un vagone con la livrea di Go 2025 e sono felice adesso che anche Trenitalia e altri hanno aderito a questo nostro progetto comune che sarà molto visibile nella regione qua e anche da noi in Slovenia, perché da nuovo si farà la linea tra Gorizia e Nuova Gorizia e siamo tutti felici per questo nuovo progetto con i nostri amici di comune di Gorizia. Grazie a tutti. Grazie. Solo una domanda, ma ci sarà una linea Gorizia-Nuova Gorizia che partirà da quando? Enzo, è lui che risponde a questo. È una delle attività che via via presenteremo nel corso dell'anno di quest'anno, che accompagneranno proprio l'evento Go 2025, quindi stiamo lavorando anche per quello. Perché speriamo facciamo una volta, però in modo particolare fatta per rendere più attrattiva possibile, che stiamo lavorando. Non soltanto Gorizia 2. E poi ci saranno altre cose molto interessanti. Dimmi dove vuoi essere portato e chiediamo loro che ti portano. Una linea definitiva, nel senso che rimarrà anche dopo la capitale?
la dinamo per la capitale e con i risultati che ci aspettiamo positivi Se va bene sì, se no Italia. ma ci auguriamo che vada bene. Proprio il fatto che questo tipo di treno consente di andare anche in tratti non elettrificati, quindi non dovrà cambiare treno, quindi di collegare le due vette, insomma, come se fossero una unica, quindi con due fermate semplicemente. Se al suo dice se vuole Il concetto bello è anche quello di, fra virgolette, utilizzare questi eventi per creare qualcosa che poi resta. Sì. Cioè non è che si sta facendo questo si sta facendo questo per lasciare a entrambe le città un servizio che non verrà tolto. Questo è importante, anche l'utilizzo di eventi per promuoverli, per aiutare le persone ad arrivare in modo sostenibile a Gorizia, ma poi per tenere questi servizi. Quindi in questo devo dire la regione è stata veramente grande, perché non è oggi, sarà oggi, domani, dopodomani. Diciamo che poi per pensare a un collegamento intermodale di ampio respiro, no? Noi lavoriamo molto con l'aeroporto di Trieste Airport proprio perché consente il collegamento via treno e comunque guardiamo anche a Venezia, insomma, come ulteriore collegamento, essendo un nodo principale ovviamente nella rete ferroviaria italiana, e quindi da lì si aprono le porte verso la Slovenia, e quindi è una collaborazione transfrontaliera che può portare nel tempo in modo stabile, come diceva giustamente l'amministratore delegato, qualcosa che poi resterà sul territorio, e la vocazione turistica ce l'ha al 100%.